Daniele Pellitteri di Casteltermini, in provincia di Agrigento, è ritenuto il mago del laser. E con una nuova tecnologia è riuscito a curare diversi pazienti, soprattutto di diverse società calcistiche italiane e anche della Bundesliga tedesca, per curare i giocatori. Il servizio di Gaetano Ravanà. Allora, questo è il mio progetto, è un nuovo laser a dio di 4 lunghezze d'onda che sfrutta un'energia verticale finora mai prodotta. Questo laser, sempre con energia polimodale, lo mettiamo in azione in una elongazione al ginocchio sinistro dovuto a un trauma di gioco del nostro amico calciatore dell'Hoffenheim Camarà. In 3 minuti di energia verticale otteniamo dei risultati antiedemigeni e antiflogistici che finora non abbiamo mai espresso con gli altri laser neodimio YAG, perché oltre che c'è un'energia verticale, stiamo parlando di un 60 watt, e l'effetto antiedemigeno e mio rilassante è istantaneo. Così in poche sedute risolviamo questi gravi problemi che affliggono principalmente gli atleti e i traumatici sportivi. Vediamo il laser. Possiamo allungare e allargare il raggio d'azione con questo manipolo di ultima generazione. Sempre parliamo di energia polimodale per un recupero veloce e indolore. Sono agente FIFA, vivo in Belgio, sono amico di signor Pellitteri, il dottore famosissimo anche da noi. Io con i miei giocatori, quando ho un problema, vengo da lui, sempre lo chiamo, chiedo i suoi pareri. Infatti oggi siamo arrivati dal Belgio con un mio assistito dalla Germania, è l'attaccante dell'Hoffenheim, che gioca in Under 19 e nazionale belga Under 19. E dunque ho fiducia enorme su Michele, e noi per questi casi difficili sempre da lui prendo consigli e mando sempre i miei giocatori da lui.